Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia e buongiorno Italia. Allora vi chiedo subito, ti chiedo Natalia, mi sentite, mi vedete, vedete la condivisione schermo? Tutto perfetto, sì. Perfetto Natalia, grazie. Allora veramente un buongiorno di cuore alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che, lo ripeto sempre, siete dei patrioti innamorati della libertà. E a proposito della libertà, vorremmo tanto essere liberi dagli innumerevoli scioperi pretestuosi organizzati da questa CGIL di Landini, come quello generale annunciato per il prossimo 12 dicembre, appunto un venerdì, guarda caso, tanto per cambiare. E come ha commentato ieri ironicamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, insomma, Landini è noto per la sua attenzione a condurre trattative con lo scopo di arrivare a risultati concreti per i lavoratori. Insomma, parleremo naturalmente di questo sciopero durante la rassegna, quella di oggi appunto, ma non solo, parleremo anche di sicurezza, soprattutto grazie poi alle numerose inchieste della Verità, del quotidiano La Verità, e poi ci raggiungeranno in collegamento il nostrissimo Matteo De Sio, vi ricordo conduttore per il lunedì mattina su Radio Libertà del programma Te la ridò io l'America, e ci sarà in studio Matteo Mauri, segretario della Lega Giovani Lombarda, vi ricordate già nostro ospite per la giornata del Prepontida, insomma lo scorso 20 settembre, e con lui riprenderemo a ragionare di territori e giovani, ma anche parleremo di sicurezza. E poi, siccome per noi le vostre opinioni sono sempre essenziali, quindi terremo il consueto filo diretto con voi, siete sempre liberi poi di intervenire, quindi chiamando allo 0292 947 222, 3 volte 2 finale. Potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, e potete mandare anche i vostri messaggi sempre al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo anche le nostre coordinate, quindi potete seguirci dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. E poi il solito invito che vi rinnovo: se siete veramente stufi, stanchi di questo circo mediatico in cui spadroneggia il politicamente corretto, quindi potete abbonarvi a Radio Libertà, sostenerci, davvero basta poco per aiutare una radio che rappresenta un unicum in questo panorama, e quindi andate sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma iniziamo subito con la prima pagina del Tempo, che qui vedete, no, in condivisione schermo. Oggi tanti gli articoli che dobbiamo analizzare, no, dalla testata diretta da Cerno, che oggi è intervistato, pensate, sul Corriere della Sera, e infatti poi andremo a prendere anche questa sua intervista. E allora vedete il Tempo con Capitan Ficus, perché si avvicinano queste regionali e centrodestra che è in rimonta, si profila un testa a testa, quindi nei sondaggi si vede che questo divario si sta riducendo per il candidato del centrodestra, però ovviamente poi ci sono tutte le contraddizioni di questo campo largo a sinistra. E allora è un caso la barca di Fico, perché adesso c'è quest'altro problema per la coalizione di centrosinistra, perché risulterebbe ormeggiata irregolarmente. La barca di Fico ormeggiata abusivamente nel porto militare di Napoli, Fratelli d'Italia che interroga Crosetto per il candidato governatore della sinistra in Campania è solo una stupidaggine, ma non smentisce. E poi invece la conversazione con San Giuliano da parte di Edoardo Sirignano, l'intervista, no, che è stata rilasciata: l'abbraccio di Napoli vale più di un ministero, il cappello stile maga, un messaggio d'amore. Ma andiamo subito nello spazio Chernobyl, uno spazio che insomma è è pericoloso da un punto di vista del politicamente corretto, perciò il Chernobyl, no, è qualcosa di radioattivo, politicamente ovviamente. La sottile striscia rossa
perché, riguarda appunto quello che sta accadendo, da parte insomma, della rete Hamas in Italia. Perché lo sapete, il Tempo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ha condotto questa inchiesta molto pericolosa su quella che è la base di Hamas in Italia e in Europa, cioè comunque la rete di sostegno che ottiene da determinate associazioni che dicono di essere pro Pal, ma poi di fatto alla fine appoggiano questo estremismo, questo fanatismo radicale appunto dell'organizzazione terroristica palestinese di Hamas. E qui scrive Cerno: Fragozzi, Frizzi e Lazzi, va in scena la solita rissa all'italiana, con sciopero annesso e populismo connesso. Landini lancia l'ennesimo weekend lungo e PD, Movimento 5 Stelle e alleati vari promettono battaglia. Tante parole, ma nessuna per spiegarci come mai da quando a Gaza si prova la via di una tregua, la piazza dei Pro-Pal si è svuotata. Questo per ricordarci quanto fossero pretestuose quelle mobilitazioni. Vi ricordate anche con la flottiglia che veramente poi al momento dell'ingresso nelle acque vicine Israele sembrava che, non lo so, venisse una nuova scoperta dell'America, il nuovo 1492, una nuova spedizione di Cristoforo Colombo. Ci restano dentro solo gli estremisti e l'islamismo radicale legato a doppio filo a Fratelli Musulmani e ad Hamas, la stessa organizzazione terroristica difesa tra TV e teatri dalle varie Francesca Albanese è approdata perfino in Parlamento sotto le insegne di partiti politici dell'opposizione al governo Meloni. Ecco, questo è il punto centrale che vi stavo ricordando. Noi lo scriviamo da mesi senza ottenere spiegazioni dai leader, che in privato ridacchiano, convinti che tanto passerà la buriana. Intanto in Europa si scoprono i primi rifugi di combattenti armati, si scopre che i fondi arrivano anche dall'Italia, si ricostruisce la linea rossa che unisce aree extraparlamentari a figure chiave del terrorismo palestinese. Sappiamo ora che la propaganda che vuole rendere quell'islamismo buono non ha solo un disegno politico, ma eversivo. E siamo certi che presto anche l'Italia vedrà con più chiarezza chi sono gli uomini chiave di questo sistema, anche se le risposte della politica non giungeranno. Forse lo sciopero per Gaza andrebbe fatto davvero contro chi ha favorito tutto questo. E infatti, insomma, questa è la ricostruzione del Tempo di oggi, no, al suo interno di questa rete pericolosa. Infatti andiamo qui un attimo all'interno, a pagina 6 vi ci porto e ovviamente qui viene spiegato il tutto. Vedete, ve lo zoom: fondi neri e false moschee, così Hamas fa base in Italia per gli attentati in Europa. I terroristi islamici possono contare su attivismo politico, assistenza religiosa e logistica, propaganda e quattrini nel nostro paese, basi operative in Austria, Belgio, Francia e Gran Bretagna. E qui invece l'immagine, vedete, della polizia austriaca: mercoledì scovato dalla polizia un arsenale di Hamas destinato ad attentati, questo appunto a Vienna. E inchiesta appunto condotta da Francesca Musacchio. Qui vedete, no, l'ecosistema di Hamas infatti si regge su 2 pilastri. Questa è un po' l'illustrazione della la spiegazione di come si sta ovviamente sviluppando la rete in Europa. Una propaganda, ma anche, ovviamente poi il finanziamento. Le ONG e i centri culturali promuovono manifestazioni pro Palestina e campagne di raccolta fondi che vengono trasferiti a Gaza attraverso intermediari. Nei Paesi Bassi Amin Abu Rashed è stato arrestato per aver inviato oltre 5 milioni di euro a strutture legate ad Hamas, mentre in Belgio e in Italia le fondazioni continuano ad operare nonostante le segnalazioni dei servizi di intelligence di altri paesi. Le inchieste più recenti mostrano come la rete non si limiti al sostegno finanziario. Tra il 2023 e il 2025 depositi di armi e cellule dormienti sono stati scoperti in Bulgaria, Danimarca e ora in Austria. In Germania 3 uomini, un libanese, un tedesco e un siriano, sono in carcere per aver preparato attentati contro comunità ebraiche e basi NATO. A Vienna, dove le armi sequestrate sarebbero state destinate allo stesso circuito, le autorità parlano di un piano di Hamas per riattivare la sua struttura europea replicando il modello libanese. A tutto questo complici anche le manifestazioni pro-Pal
che ovviamente sono arrivate dopo il 7 ottobre 2023, i paesi europei reagiscono in ordine sparso. Berlino ha messo al bando la rete Samidun a sostegno dei prigionieri palestinesi e vietato qualunque attività appunto legata ad Hamas. I Paesi Bassi hanno arrestato i principali referenti, le persone che ovviamente erano poi destinatarie in questo scambio, ma in Italia e Belgio le organizzazioni sospette continuano a operare. Il Consiglio UE ha varato nel 2024 un regime di sanzioni per i finanziatori del gruppo, ma l'applicazione resta frammentaria, probabilmente per il timore proprio di ritorsioni, di rappresaglie. E quindi viene anche spiegato un po' questo corridoio che parte dall'Italia e poi per esempio vedete dalla rotta balcanica ai flussi del Mediterraneo, infatti la rete del gruppo terroristico si muove oggi con discrezione, ma con continuità, sfruttando i vuoti normativi e la copertura di sigle che sono considerate appunto umanitarie. E quindi l'avevamo detto, il tempo ovviamente se n'era occupato di tutto ciò già da settimane, dicevamo da mesi, dietro poi una certa propaganda pro Pal, il pericolo che si nasconde. E abbiamo visto poi in questi anni di guerra a Gaza come Hamas non abbia esitato a tenere ostaggio la popolazione civile, abbia utilizzato proprio il popolo palestinese, il popolo di Gaza, come una sorta di scudo e poi tutti i finanziamenti che sono arrivati in questi anni per Gaza, che sono stati dirottati dall'organizzazione Hamas verso poi la costruzione di infrastrutture come tunnel sotterranei, infrastrutture militari piazzate poi spesso sotto ospedali e sotto altre infrastrutture civili. Qui sempre a pagina invece 6 del Tempo di oggi vedete la riflessione invece di Michael Sfaradi sul Kazakistan, nei patti di Abramo in chiave anti-Iran, l'annuncio che il Kazakistan sarà la prossima nazione a maggioranza musulmana sunnita che entrerà negli accordi di Abramo, non ha destato molte sorprese. Gerusalemme e Astana hanno già relazioni diplomatiche che nel 1992 infatti vedono questa inaugurazione dell'ambasciata di Israele in Kazakistan e nel 96 aperta quella del Kazakistan a Tel Aviv. Insomma, in una recente dichiarazione il governo kazako ha affermato che era naturale, ecco qui vedete la spiegazione anche in questa nota, che era naturale e logico per il paese aderire agli accordi di Abramo, vi ricordate voluti proprio da Donald Trump. E quindi all'interno del memorandum è prevista la cooperazione tra Kazakistan e Stati Uniti sui minerali critici e questo anche se può sembrare un tema economico, a livello di analisi è palesemente una manovra geopolitica. Washington sta creando un'alleanza anti-Iran, di conseguenza anti-Russia e anti-Cina, che si allunga verso l'Asia e che riguarda poi una porzione fondamentale, come sapete, proprio nell'Asia centrale, visto che comunque il Kazakistan è un paese così esteso. E quindi nel memorandum d'intesa ci sono anche accordi sullo sfruttamento di rame, di litio, di terre rare e soprattutto uranio. E ovviamente tutti i materiali che sono fondamentali. Naturalmente poi il Kazakistan ha il 50% di questo mercato mondiale, no, dell'uranio. Di fatto gli Stati Uniti nell'impossibilità di prevedere dove porterà lo scontro con la Cina, sempre più chiaro all'orizzonte, hanno la necessità di garantirsi forniture sicure e nel frattempo sottrarre risorse a Russia e Cina. Insomma, a proposito poi, di Russia, naturalmente oggi dobbiamo commentare anche questo incontro sicuramente storico, fondamentale, centrale, alla Casa Bianca tra Trump e invece, Orban, appunto il premier ungherese. Perché? Perché invece che cosa è successo? Si è deciso appunto di esentare l'Ungheria dalle sanzioni, quelle che sono previste invece per appunto l'acquisto, le forniture di gas e petrolio dalla Russia. E allora ve lo apro qui, scusatemi, avevo aperto un secondo invece la prima pagina della Verità. Andiamo già, per esempio su Repubblica e La Stampa, perché sembra oggi che lì, si schiumi di rabbia in quelle redazioni per commentare
quello che è accaduto, perché comunque, ripetiamo, è un incontro storico. Vedete il titolone di oggi di Repubblica: sciopero contro la manovra, ma poi qui la foto centrale ovviamente su questo vertice. Dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli: petrolio russo, il sì di Trump a Orban, niente sanzioni e l'UE lo rispetti. E appunto si va a pagina 10. Ma l'editoriale di oggi, che ve lo segnalo sempre per il solito livore, per i toni sempre infuocati contro questo esecutivo, contro Fratelli d'Italia, contro la Lega, l'editoriale di Massimo Giannini. Qui vedete che cosa scrive lui: sorelle e fratelli d'Italia, già missini, mozzorecchi e giustizialisti, folgorati sulla via del garantismo più peloso. Questo ha convinto della riforma della giustizia, perché la tesi di fondo qui di Giannini è che di fatto questa riforma serva a garantire l'impunità del potere, serva, no, a consentire poi alla Lega di ottenere i famosi famigerati pieni poteri. E infatti qui cosa scrive, continua Giannini: prefiche e orfanelli berlusconiani, già ingrassati a pane e legge ad personam, bramosi di vendetta postuma contro le toghe rosse, camicie verdi e leghisti salviniani, già clienti dell'Hotel Metropol, gravati da 49 milioni di rimborsi illeciti restituibili allo Stato in comode rate settantennali, ansiosi di riprendersi i pieni poteri. Insomma, non poteva mancare alla fine in questo in questo manifesto programmatico di propaganda, in realtà di Giannini, non poteva mancare il riferimento, figuriamoci, ai 49 milioni, ai famosi 49 milioni. Allora, subito a pagina 10, per questo vertice, no, tra Orban e Trump, qui alla Casa Bianca, vedete Orban che strampa a Trump l'ok sul petrolio di Putin, la rabbia di Zelensky, e stretta sui visti russi la risposta di Bruxelles ai droni sugli aeroporti. Insomma, ogni volta sforzi di avvicinamento o comunque sforzi da parte di Trump per arrivare al più presto ad una soluzione pacifica di questa guerra di attrito che causa innumerevoli morti, ma non solo tra gli ucraini, poi vedremo anche la spiegazione della lenta avanzata russa. Da una parte, dicevamo, questi sforzi da parte di Trump, e in Europa assolutamente bisogna prenderne atto, di Orban, e dall'altro invece l'Europa che sembra sempre, no, sul piede di guerra, sempre pronta a rincarare la dose e quindi ad aumentare invece questa escalation. L'Ungheria non ha il mare, quindi ha difficoltà a ricevere altre forniture di energia. Sull'immigrazione sta compiendo tutto ciò che è giusto. Questo è il virgolettato di Trump. Un vertice con il capo del Cremlino non è avvenuto perché non vuole fermarsi, ma un incontro resta sempre possibile a Budapest. Queste le dichiarazioni del presidente Trump, e sapete, insomma, si sarebbe dovuto tenere questo vertice a Budapest, poi non si è tenuto, però appunto non si chiude la possibilità di farlo, di ritenerlo. E poi invece il premier ungherese che appunto ottiene questa esenzione dalle sanzioni, Reuters: gli Stati Uniti vogliono sostenere l'Unione Europea sull'uso degli asset di Mosca. Insomma, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca è stato chiesto da Orban, preoccupato per le minacce di sanzioni secondarie contro appunto chi compra energia russa e in generale scontento per la svolta scettica su Putin. Lui è stato il primo e più convinto sostenitore in Europa di Trump, che lo ha ricambiato accogliendolo con amore e rispetto. Anzi, il presidente ha detto che gli europei dovrebbero rispettare di più il collega ungherese perché sull'immigrazione ha realizzato tutto quello che è giusto, mentre gli altri si stanno lasciando invadere. E anche qui quante volte, no, che l'abbiamo fatto notare. Orban un pericoloso razzista? No, ha semplicemente voluto difendere il proprio paese da quell'onda di immigrazione, spesso soprattutto musulmana. Vi ricordate che cosa avvenne con la crisi siriana e che cosa ha combinato la Merkel in quell'occasione, e ne stanno ancora pagando le conseguenze in Germania, e poi tutti i reati commessi da questi stranieri richiedenti asilo e poi l'avanzata di AfD. Quindi il presidente Trump ha detto che gli europei dovrebbero rispettare di più il collega ungherese. Orban, felice, ha aggiunto che ciò accade
perché il nostro è l'unico governo cristiano moderno del continente, mentre tutti gli altri sono liberal woke se non miscredenti. E lanciando questo attacco non ha fatto eccezione subito, qui la precisazione vedete, no, di Repubblica, non ha fatto neanche eccezione per l'amica italiana Meloni, appena visitata. E qui un po' si devono mettere d'accordo anche loro, no, in redazione, perché spesso la Meloni dipinta anche lei come una pericolosa neofascista razzista che è allineata a questa agenda dell'internazionale sovranista e invece altre volte, momenti alterni, accusata di essere invece, ma sì, una moderata e una che ha rinnegato queste sue idee sovraniste e ha rinnegato alleati pericolosi e scomodi come Orban. Spesso invece no, vi ricordate era stato anche ad Atreio, insomma accolto in maniera calorosa. Sulle questioni di sostanza il capo della Casa Bianca ha aperto alla richiesta di esenzioni su petrolio e gas perché l'Ungheria appunto non ha questo vantaggio del mare e quindi ha difficoltà a ricevere altre forniture. Due pesi, due misure, una contraddizione perché in realtà gli altri europei hanno quasi tutti interrotto gli acquisti di petrolio, mentre gli amici più stretti di Trump come Orban e il turco Erdogan continuano a comprarlo. Il presidente ha detto che il vertice di Budapest con Putin non è avvenuto perché non vuole fermarsi e quindi non c'era nulla di utile da ricavarne, però un incontro resta ovviamente sempre possibile, sempre nella capitale ungherese, a Budapest. Quindi ha ripetuto che il conflitto finirà presto, ma alle volte devi lasciarli combattere un po'. Orban ha accusato gli altri leader europei di voler la guerra perché pensano che gli ucraini possono vincere, mentre solo lui e Trump cercano la pace. Sul come, che sarebbe la chiave per una soluzione duratura che non consegni il paese e l'Europa a Putin, sentite, addirittura l'Europa a Putin, si è limitato a rispondere così: ho delle idee, le illustrerò al presidente. Quando il capo della Casa Bianca gli ha chiesto se Kiev possa prevalere, l'ungherese ha preso in giro chi resiste nelle trincee, i miracoli possono accadere. Trump ha sorriso. Sì, giusto. Il presidente ha difeso la decisione di ritirare alcuni soldati dalla Romania, sostenendo che è stata solo una riduzione per la rotazione delle truppe, ma l'impegno a fianco di Bucarest e quindi della NATO non cambia. Se fosse confermato l'appoggio all'uso dei capitali russi congelati in Europa, la questione appunto degli asset, allora, quindi i capitali russi congelati in Europa, proprio per finanziare lo sforzo bellico ucraino, sarebbe un segnale importante, in attesa che magari arrivi anche la concessione dei missili Tomahawk, a meno che poi in privato, con le sue idee su come chiudere il conflitto, Orban non sia riuscito a riportarlo dalla parte di Putin. E insomma, qui vedete Repubblica come commenta, come chiosa questo incontro, proprio chiaramente dalla parte, certo, inevitabilmente di Kiev, dell'Ucraina, ma con ovviamente poi sempre questo rischio di alimentare l'escalation, perché è appunto un appoggio senza se, senza ma, incondizionatamente, senza però almeno una prospettiva di negoziazione e senza una volontà insomma di chiudere questo massacro, questa macelleria. E io vi leggo adesso, così facciamo prima questo giro tra tutte le varie testate, tutti i vari quotidiani, a proposito proprio di questa guerra, apriamo il Fatto Quotidiano di oggi perché Travaglio, e qui l'abbiamo letto insomma, spesso dai suoi editoriali, dalle sue riflessioni, che la Russia sicuramente, no, sta tenendo un'avanzata lenta, poi vedremo anche il peso di tutte le morti fra i soldati, dell'ex Armata Rossa, però di fatto è l'Ucraina che sta arretrando, è l'esercito ucraino che incontra tutte queste difficoltà, che si deve difendere, che deve resistere all'assalto e quindi qui poi giustamente conclude Travaglio, ma insomma non vi rendete conto che da parte di certi settori della NATO, da parte dell'UE, sostanzialmente si continua a tenere questo atteggiamento trionfalistico sulla possibile poi riuscita, dell'Ucraina e non ci si sta rendendo conto che invece sul campo si incontrano queste difficoltà e addirittura in certi momenti si rischia anche il tracollo, la disfatta. Qui lui infatti scrive, no, la propaganda occidentale, come le sanzioni, danneggia chi la fa e crede alle balle che racconta. E infatti tanto a morire sono solo gli ucraini. L'unico a dire la verità, Zelensky non ha più carte, è Trump, quindi qui ancora una volta vedete Travaglio che riconosce poi al tanto odiato Trump, a quello che
e come ha ribadito anche Daniele Capezzone, no, viene dipinto come l'orco dal commentatore unico, e infatti poi Trump è il nemico numero 1 della sinistra, l'ha scritto anche nel suo ultimo libro, no, ve lo ricordate, ne avevamo già parlato, Trumpisti o maschisti, comunque fascisti. Ebbene Trump, su questo magari è stato brusco, è stato rude, come in quell'incontro, con Zelensky alla Casa Bianca, in cui di fatto poi gli aveva fatto capire: "Sei tu qui che, vieni aiutato da noi, in questo momento non sei in grado di poter dare le carte giuste, non sei nella possibilità, nella facoltà di poter essere, diciamo, il mazziere". E quindi Trump che dice la verità, Zelensky non possiede più le carte quelle vincenti. Trump, quello che è considerato il più grande bugiardo del mondo, che però è l'unico in Occidente a non rischiare la faccia. La guerra non l'ha mica voluta lui, e sappiamo, no, chi l'ha voluta in tutti questi anni, i democratici. Abbiamo sempre ricordato anche poi gli interessi della famiglia Biden, che poi alla fine, dopo il cambio di regime, con addirittura il figlio di Biden a capo appunto di quella società energetica ucraina. E insomma tutti gli altri fischiettano raccontando coi loro trombettieri che Pokrov resiste, come Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, ma già si preparano a minimizzare la caduta come la volpe con l'uva, tanto è solo un cumulo di macerie. Fingono di non sapere che i russi non assediano Pokrovsk da 14 mesi perché attratti dalle bellezze del luogo, ma perché la città è l'ultimo avamposto della Maginot, della linea di Maginot a ferro di cavallo, che la NATO dal 2014 ha dispiegato in Donbass per evitare che gli indipendentisti e poi i russi dilagassero nelle grandi steppe indifese dell'Ucraina centrale. Oltre quella linea non ci sono più ostacoli verso Dnipro e la capitale. Questo Zelensky e i vertici di NATO e UE lo sanno benissimo. Se si decidessero a dirlo e ad agire poi di conseguenza, salverebbero migliaia di vite, ma la loro priorità è un'altra, quella di sempre: salvare la faccia e la poltrona. E insomma, secondo Travaglio, poi qui per loro il salvare la faccia significa continuare a sostenere che questa guerra va di fatto continuata ad oltranza, che quindi bisogna continuare a finanziare l'Ucraina, bisogna continuare a sostenerla militarmente, anche di fronte a dei segnali comunque di sconfitta netta, pesante sul campo. E allora Natalia, tu me l'hai ricordato, ho visto poco fa il tuo messaggio, piccola pausa per noi comunque ci ritroviamo fra pochissimo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo, no, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro,
regalate genuinità, italianità, è sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 44 08, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino, oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora, ovviamente stanno arrivando sempre i vostri messaggi e io vedo, per esempio, qui c'è scritto Pietro, infatti me l'avevi girato poco fa, Natalia, grazie, ma il Giannini quando non possiede argomenti o non sa cosa scrivere se la prende sempre con la Lega o con Salvini. Eh sì, sempre queste invettive. Giornalista mediocre, infatti è stato sia da Ballarò e dalla direzione della Stampa, Pietro. E sì, poi sempre su queste posizioni, e l'abbiamo detto, a volte poi analizzare i fatti sempre con queste valutazioni, con queste prese di posizione è anche un po', se vogliamo, sconcertante, perché certe volte veramente non sembra di avere davanti un giornalista, ma appunto un esponente politico. E in questo giro invece di giornali eravamo arrivati appunto all'editoriale di Travaglio, in cui si sottolineano tutte le difficoltà che sta incontrando sul campo l'esercito ucraino, ma volevo segnalarvi, e qui sempre per rimanere in tema poi di attacchi e invettive devastanti, quella che è la ricostruzione, vedete a pagina 8 di oggi del Fatto Quotidiano, della Giorgia Draghetta e Laziale, perché loro, dalla redazione appunto con Tommaso Rodano del Fatto Quotidiano, sono andati a ripescare vecchi post sui social della Giorgia appunto Draghetta. Infinite sono le vie di internet, sconfinata la memoria, misteriose le ragioni, in un'anonima giornata autunnale un pugno di utenti di Twitter, di appunto ex Twitter, scusate, di X, si mette a scavare nel passato remoto della Premier sul web. E quindi apriti cielo, perché addirittura poi qui vedete si rinfaccia anche il fatto che lei, che è stata ministra nel governo Berlusconi, poi la ministra proprio per la gioventù, comunque attaccasse ad esempio un suo fedelissimo, come ad esempio Galliani. Qui vedete il paragrafo: negli altri frammenti della Giorgia post adolescente, come vi dicevo siamo a pagina di 8 del Fatto Quotidiano, emerge un odio viscerale per la Juventus. In tema di furti non credo proprio che voi possiate fare la morale a nessuno, risponde a un tifoso bianconero. In materia di viscidi invece vi concedo ampiamente una libera docenza, considerando i vari Bettega, Moggi, Giraudo, Agnelli. Pochi anni dopo, ecco questo è il passaggio che vi dicevo, nel 2008 sarebbe diventata appunto ministra della gioventù nel governo Berlusconi, ma prima non pare che coltivasse simpatie per il cavaliere. Le partite le vedo in pizzeria, confessa un utente che snobba le pay TV. I soldi miei, Berluschi e Galliani non li beccano. Poi accusa Mediaset, come cambia il mondo, di manipolare l'informazione. Ieri ho atteso con interesse che su TG5 e Studio Sport venisse spesa una parola sul rinvio a giudizio di Galliani. Invece a me non una parolina sul nostro presidente di Lega che dovrà rispondere per fondi neri del Milan ed evasione fiscale. C'è spazio per una Meloni cinofila e nostalgica che apre una pagina al suo bulldog Ringhio. Benito era uno dei nomi che avevamo pensato per lui. Poi il film di Aldo, Giovanni e Giacomo ci dirottò. E una domanda, scusatemi, una dolente romantica che scrive una poesia fantasy. A volte penso che se fossi un drago sarei un vento tempestoso, sarei un fuoco ardente, la fornace nel centro di un vulcano, il ribollire della lava, un'onda di tempesta che nasce alla fine del mondo, laggiù dove la terra è sconfitta dal mare. E insomma, questo l'esercizio di stile, no? Compiuto oggi dal Fatto Quotidiano, che ha ripescato questi post e naturalmente per attaccare lei, qui vedete addirittura descritta come la garbatelliana doc. E quando appunto lei che tenta poi successivamente, che prima che si presentasse appunto laziale e poi che si voleva accreditare come tifosa della Roma. Ma continuiamo sempre questo giro e allora io l'avevo aperta prima, ritorniamoci sulla prima pagina della Verità, vedete lo spazio anche qui per lo sciopero di Landini, altro weekend lungo
contro il taglio delle tasse, è ora di scioperare contro Landini. E infatti poi a proposito di questo, no, dello sciopero di Landini, c'è anche una lettera che è stata rivolta da uno dei lettori della Verità, a Giordano, su insomma poi alla fine la sensatezza e anche la credibilità di questa CGIL. Ve la apro subito, prima magari che ce ne dimentichiamo. Andiamo a pagina 22, vedete qui la domanda che credo poi sia una domanda un po' di tutti noi che ce lo chiediamo, perché poi è una CGIL che a volte non firma rinnovi contrattuali, che quindi si oppone così pregiudizialmente, e tutto proprio perché sembra, siccome ci sia al governo, un governo di centrodestra, allora bisogna dar contro e bisogna sabotare. Ecco perché la CGIL non è credibile. Scrive Giuseppe Di Biasi da Mozzate, provincia di Como: caro Giordano, in questi mesi la CGIL ha indetto scioperi contro contratti firmati dal governo con altri sindacati. I suoi iscritti partecipano agli scioperi ma poi ricevono gli aumenti. L'altro giorno è stato firmato il contratto nazionale per gli enti locali e l'istruzione con aumenti fino a 185 euro mensili e arretrati fino a 2000 euro. La CGIL non ha firmato, ma i suoi iscritti riceveranno quegli aumenti. Mi chiedo, si può scioperare contro un contratto e poi beneficiarne senza perdere credibilità? La risposta di Mario Giordano: certo che si può scioperare e non è per questo che la CGIL perde credibilità, però abbiamo visto, no, scioperi continui, selvaggi, scioperi che erano proclamati così sulla base, dicevamo, di motivazioni pretestuose, scioperi sempre il venerdì per il weekend lungo. Ci pensi Giuseppe, se io scendessi in piazza a protestare perché il governo ha tagliato le tasse troppo poco, non è che poi chiedo al fisco di applicarmi l'aliquota più alta, e non perdo credibilità se nel pagare le tasse accetto la piccola riduzione, anche se per me essa è insufficiente. Perché dunque non deve valere per i contratti? Ciò per cui la CGIL perde credibilità è altro. Nel 2018, infatti, di fronte a un'inflazione cumulata del 12%, Landini firmò per aumenti del 3,4%. Ora il medesimo Landini non firma per aumenti del 6%. Come mai? La risposta la sappiamo tutti, perché adesso c'è un governo di centrodestra e ancora una volta il sindacalista pensa soprattutto alla politica, non agli interessi dei lavoratori. È in questo modo che la CGIL ha perso da tempo ogni credibilità. E quindi anche qui la politicizzazione della CGIL, prima dicevamo la politicizzazione appunto di certo giornalismo, non parliamo poi invece della ideologizzazione di determinata magistratura, e quindi Landini che firmò aumenti del 3,4% nel 2018 quando l'inflazione cumulata era del 12%, e invece adesso che ci sono aumenti del 6% non lo fa. A proposito poi degli aumenti contrattuali che devono anche servire a sostenere poi i consumi, oggi se ne occupa lo stesso Giavazzi sul Corriere della Sera. Vi ci porto un secondo così continuiamo anche questo giro, no, di testate, però prima ritorniamo un secondo sulla prima pagina della Verità, perché l'altro grande tema, dicevamo, è quello della sicurezza, e soprattutto di una sicurezza che non dipende tanto dall'esecutivo, dalle forze dell'ordine, anzi da un esecutivo e da una maggioranza che vuole, no, rendere questo paese più sicuro, ma che a volte sicurezza, o ancor meglio mancanza di sicurezza, che dipende dalla magistratura. Forze dell'ordine che decidono, che riescono a fermare criminali, a fermare comunque chi delinque, e poi invece decisioni sconcertanti delle toghe. Che cosa è successo infatti? Il gravissimo episodio di violenza su un treno lombardo, e qui poi insomma la modella, è stata anche sentita, ha tenuto un'intervista sul tema, e l'africano protetto dal giudice, questo africano che ha tentato di uccidere una modella. Poi sapete, la modella si è anche lamentata del fatto che nessuno sia intervenuto a bordo, lei è stata picchiata, ha provato a difendersi con uno spray, non era nemmeno il primo episodio di aggressione che subiva da quando era qui in Italia. L'aggressore, scusatemi, è un gambiano con una lunga fila di precedenti, però si era visto accordare la protezione speciale per restare in Italia. Ecco, una di quelle decisioni, no, che lasciano sconvolte.
le persone. E insomma, i clandestini sono 50 volte più pericolosi, ma sinistra e magistrati legano le mani agli agenti. E giustamente la riflessione di Maurizio Belpietro: ogni giorno ha la sua rapina e la sua aggressione, la maggior parte delle quali però sono commesse da clandestini. L'ultima è quella compiuta da uno straniero su un treno lombardo ai danni di una modella, ma nonostante l'evidenza dei fatti c'è ancora chi si arrampica sugli specchi per negare la realtà. Non sono bastati gli ultimi dati del Ministero dell'Interno che mostrano un aumento dei reati commessi da immigrati, quasi sempre senza permesso di soggiorno o addirittura con in tasca un foglio di espulsione dal paese. E allora vi porto all'interno qui della Verità di oggi, qui a pagina 2, guardate soltanto questa infografica: i reati delle risorse, incidenza degli stranieri denunciati o arrestati sul totale, anno 2024. Queste le segnalazioni riferite a persone denunciate e arrestate, sono 828.000 e più, quasi 829.000, di cui stranieri quasi 290.000. Un'incidenza quindi degli stranieri sul totale che è del quasi 35%, molto oltre rispetto a quella che è solitamente, no, considerata poi la percentuale degli stranieri sulla popolazione residente complessiva in Italia, solitamente stimata appunto attorno al 9% come percentuale. Insomma, soltanto ecco, per renderci conto della gravità, guardate qui per alcuni reati, la colonna come si sposta questa barra, le rapine, siamo addirittura a un'incidenza dell'oltre la metà, 52,38%, omicidi volontari 23,71% e poi a salire, ecco, solo per vedere anche i reati più odiosi, come ad esempio le violenze sessuali, siamo praticamente quasi alla metà, comunque più di 4 su 10, il 43,76%, o addirittura no, vabbè, qui si dirà: ma questo è un reato contro il patrimonio", però la ricettazione, anche qui per la ricettazione siamo quasi alla metà, perché il 48,57%. E non parliamo poi sempre dei reati, dicevamo, odiosi, lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile al 43,07%. Gambiano che picchia modella, il giudice che gli aveva concesso la protezione speciale, qui oggi scrive Giorgio Gandola: ragazza aggredita su un treno lombardo, potevo morire come Irina a New York. Ecco, vi ricordate quell'aggressione, no, che aveva subito Irina, era morta e poi il mainstream globale certo non l'aveva tanto commentata questa notizia, anzi forse l'ha quasi rimossa perché non era funzionale alla propaganda magari globalista e immigrazionista. L'africano aveva altre denunce ed era stato allontanato da Palermo, adesso è in un CPR. Insomma, dopo 3 giorni di ricerche, ieri la Polfer ha contribuito all'arresto, in collaborazione con i carabinieri di Monza, del presunto responsabile alla stazione di Carnate, uno straniero irregolare arrivato dal Gambia, 26 anni, titolare di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, in attesa di essere rimpatriato e libero di delinquere. L'identikit perfino stucchevole di uomini che odiano le donne, per rimanere dentro una metafora femministico-letteraria, ma che non sono mai oggetto della riprovazione del Demond radical e radical chic, che per l'occasione dimentica di alzare la voce contro il patriarcato, il sessismo, lo sfregio di genere, tutti di corta. Eh sì, perché poi alla fine il patriarcato è solo quello degli italiani, no? Qui le immagini della violenza, le immagini dei postumi dell'aggressione subita da Stephanie, che sui social ha postato il video del gambiano di 26 anni. Ecco qua. In suo soccorso, come spesso accade per questo Abdoulaye, che era stato fotosegnalato, appunto era arrivato un giudice. In seguito a un ricorso del Tribunale di Milano, infatti, nel 2023 gli era stata riconosciuta la protezione speciale. Lo scorso gennaio gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno, ma lui non si era presentato all'appuntamento per il rinnovo. Recidivo, senza conseguenze, pronto a ricominciare, una carta bollata, una firma e per le coscienze inquiete con stipendio fisso, copyright Carlo Emilio Gadda, era tutto a posto.
In questo caso non ci sono neppure gli appigli determinati da un delicato quadro psicologico, da una immaginifica volontà di rivolta contro il potere, come è accaduto per l'aggressione di Vincenzo Lanni alla manager milanese in piazza Gaia Aulenti la scorsa settimana. Qui è pura violenza, feroce, gratuita, come si nota dal video pubblicato e commentato proprio dalla stessa vittima. Sono stati per me minuti infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare e l'unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray a peperoncino. Sembra che la seguisse da tempo, stile stalker. Alla trasmissione di Mediaset Mattino 5 Stefania ha aggiunto di conoscere di vista l'aggressore e di essere sotto pressione da un anno. Tornando sul treno in diretta, all'uomo che l'ha appena aggredita con un colpo sul volto lei urla: "Perché, dimmi, perché mi hai dato un pugno in faccia?" Poi spiega la dinamica. Lei è seduta nello scompartimento, lui che si avvicina e la insulta, lei che non reagisce, lui che si fa più minaccioso. Lei usa lo spray a difesa, lui si arrabbia ancora di più e la getta a terra. Quando mi ha presa per il collo ho usato ancora lo spray, sono riuscita a scappare, però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questi, ubriachi, drogati, malati, non lo so. Recentemente il mondo ha visto la morte della ragazza sulla metro di New York senza che lei facesse nulla. Appunto il caso di quella ragazza Irina. E questo fatto, queste vicende commentate oggi appunto da Maurizio Belpietro, stavamo leggendo dalla prima pagina qui sulla Verità, adesso siamo a pagina 3, clandestini a Zonzo, agenti in ceppi, perché poi forze dell'ordine che rischiano anche la vita per acciuffare questi delinquenti e che rischiano poi, no, sempre di essere indagati se magari, no, viene spezzato un capello a questi criminali, a questi delinquenti, perciò le nostre città fanno paura. Per la sinistra il crimine aumenta a causa dei tagli alle forze dell'ordine. Il governo ha assunto uomini, però polizia e carabinieri hanno le mani legate, mentre le toghe usano i guanti di velluto con facinorosi e stranieri. E qui virgolettati, i tutori della legge devono poter reagire ai delinquenti senza dopo finire nei guai. L'opposizione rifiuta di pronunciare la sola parola sensata, remigrazione. E infatti qui aver consentito lo sbarco di persone che non sono in fuga da una guerra o che scappano da una persecuzione, ma sono alla ricerca del Bengodi, ovvero di un paese che consenta loro di non lavorare, ma di poter vivere a sbafo, sta generando un aumento dei reati che non è più casuale. E non è vero che il problema italiano è costituito dalla mancata presenza delle forze dell'ordine nelle città, anche se nel corso degli anni i governi di centrosinistra hanno ridotto gli organici di polizia e carabinieri, il nostro paese resta in Europa tra quelli con il maggior numero di addetti per la sicurezza. Giorgia Meloni ha risposto alle accuse dell'opposizione ricordando le assunzioni finanziate dalle leggi di bilancio. L'aumento c'è stato e ha consentito di riequilibrare il turnover di poliziotti e militari che hanno appunto raggiunto l'età della pensione. Ma il problema non è avere 10 o 50.000 agenti in più. Certo, la presenza di personale in divisa aiuta a tenere sotto controllo il territorio, ma non basta l'auto con il lampeggiante. Serve anche che alle forze dell'ordine sia consentito di operare, di far rispettare la legge. Invece oggi basta passare una giornata su una volante oppure in caserma, fianco a fianco di agenti e carabinieri, per capire che agli uomini che difendono lo Stato sono state legate le mani. Ed è arrivato appunto un messaggio sul tema da parte di Marco che leggiamo. Carissimo, il gioco delle parti, ci scrive Marco. La destra fa finta di preoccuparsi e addirittura la sinistra finge indignazione pro clandestini e i magistrati spadroneggiano. Un vero governo li prende e li sbatte tutti a Bruxelles, mentre i magistrati sul barcone verso l'ignoto. Ci scrive Marco, avete stufato tutti. Marco, però, noi l'avevamo già detto questo altre volte, no? Un'obiezione, per esempio, di un radioascoltatore che mi ricordo era intervenuto proprio nella puntata che avevamo tenuto con l'ospite di oggi, con appunto Matteo Mauri. Era arrivata questa telefonata nel finale di puntata, ci ricordiamo, c'era stato detto da un altro radioascoltatore: "Eh sì, ma ci saremmo aspettati di più da questo governo, ma questo governo cosa sta realizzando? Perché non accade tutto ciò?" No? Ma l'abbiamo detto, mi ricordo che avevo Matteo De Sio che ci raggiungerà, che appunto rispose: "Ma in 3 anni nemmeno un governo dittatoriale o totalitario potrebbe ribaltare un paese e trasformarlo. C'è l'impegno costante della maggioranza del governo, c'è la riscrittura delle norme, continuazione, ma se poi c'è una parte del paese che protesta
per qualunque sciocchezza e che sostanzialmente vuole vuole mantenere questo stato di lassismo, e soprattutto ci sono dei magistrati che sembrano prendere a volte veramente le difese dei criminali e sembrano invece disinteressarsi poi alla fine della sorte delle povere persone offese, di chi appunto subisce quei reati. Però l'impegno, ripetiamo, da parte del governo e della maggioranza è continuo, è perseverante, è costante. Oggi infatti dobbiamo anche commentare, per esempio, il fatto, forse lo avete visto anche dai social, delle, borseggiatrici rom madri, che sono appunto incinta, e che finalmente devono stare in casa circondariale. Questo l'ha voluto tanto la Lega ed è stato attuato, ci sono stati i primi arresti e appunto sono state trattenute. E questo è per dire un successo, ma ovviamente prima di arrivare a questo bisogna scrivere le norme, passare in aula, subire poi la pressione di una certa opinione pubblica e poi stare sempre sul chi va là, sperando che varie corti o vari tribunali non intervengano per boicottare, sabotare queste norme, per interpretarle a modo loro, per disapplicare. Ecco, stare attenti, monitorare queste situazioni e verificare che poi tutto ciò non accade, che appunto da parte di certi settori della magistratura queste norme non vengano invece boicottate. E allora, sempre per la verità di oggi, perché così continuiamo questo nostro giro, io volevo anche segnalarvi, vedete a pagina 4, così andiamo avanti, l'articolo di Marcello Veneziani, il Max Maometto di New York su Mamdani, che sapete è stato magnificato, glorificato, elevato a nuovo idolo della sinistra. Il Max Maometto di New York, che sarà una sfida anche per i dem nostrani, le elezioni di Mamdani, che riapre il tema dell'eredità del socialismo in Occidente, con cui pure la sinistra liberal dovrà fare i conti. E effettivamente poi ha pescato in questo elettorato misto con tanti elettori musulmani, islamici, tanti elettori magari della comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera, e quindi ci chiedevamo: ma dovrà alla fine accontentare quale elettorato? Perché Corano e agenda arcobaleno sono abbastanza incompatibili, ecco, non ci venite a mentire. Quindi che scelte poi dovrà compiere? Teniamolo a mente, il nuovo proletariato proviene dai flussi migratori e su questo la sinistra sta scommettendo, no, lo abbiamo visto anche in Francia, perciò questo islamo-gauchismo, cioè poi alla fine il nuovo proletariato per la sinistra è costituito da questa a volte orda, no, di immigrati e che quindi vuole ovviamente accaparrarselo come elettorato. Come in Europa, solo nelle grandi città i pochi votanti scelgono i progressisti. Sarà ancora Marx o sarà qualcosa di diverso? Sarà un inedito Marx Maometto o un Marx Luther King di pelle nera, ma anche nella storia tutto si trasforma e nulla si distrugge, no? Parafrasando una legge chimica di Delavoisier. E quindi prosegue qui Marcello Veneziani. Mentre continuiamo ancora a giudicare Trump, Putin, Netanyahu con le categorie vecchie del fascismo, del nazismo e del nazionalismo, riprendono fiato forme di socialismo e di criptomarxismo, lotte di classe e dichiarazioni di ostilità verso il capitalismo globale. Saranno loro i nuovi esponenti della sinistra all'insegna di un risorto socialismo o diventeranno col tempo i più acerrimi rivali della sinistra dominante in Europa e anche tra i dem, già liberal, radical e ormai conquistati al capitalismo e all'individualismo? E soprattutto, ecco l'ultima domanda qui di Veneziani, sarà ancora possibile la rinascita della politica come possibilità di direzione della storia e capacità di orientare il futuro? O queste fiammate alla fine si spegneranno in una società interamente veicolata e dominata dalla tecnica e dal mercato? Intanto la politica superstite si attarda nelle retroguardie con i suoi illusionismi propagandistici. E beh, però qui appunto si chiede Marcello Veneziani che ne sarà di una politica ancora capace di guidare la storia, di determinare indirizzi. Sta di fatto che appunto da noi in Europa invece c'è sempre una casta intellettuale di sinistra che con una pedagogia boriosa e anche abbastanza opprimente vuole orientare il popolo trattato come popolo bue, un popolino che deve essere, no, convinto e riorientato. Sempre sulla verità di oggi, vedete, andiamo avanti, c'è invece la questione delle dipendenze, su questo è intervenuto anche Lorenzo Fontana, il presidente della Camera,
non solo droghe, i giovani provano a riempire il vuoto con gioco e porno, questa è la riflessione di Gandolfini, a rischiare di cadere nella trappola dei nuovi vizi anche i bambini di 10 anni. Pensate, ogni anno vengono immessi sul mercato circa 80 nuovi tipi di droghe di origine sintetica, dagli oppiodi alle anfetamine di sintesi, la cui potenza bioneurodestruente è decine di volte maggiore rispetto a cocaina e morfina, insomma i nuovi zombie. E poi raddoppiati i fondi contro le dipendenze, messi in campo dall'esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni, è una sfida prioritaria e un lavoro di squadra. Tra le misure varate pure la possibilità di destinare l'8 per 1000 alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti. E dicevamo, tanti gli interventi, poi alla fine Papa Leone XIV, proprio per questo incontro, questa 7ª conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il messaggio di Leone XIV che ha messo in guardia dalle nuove forme di dipendenza legate all'uso crescente di internet, computer e smartphone, un fenomeno che appunto si associa non solo a chiari benefici, ma a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute, come gioco compulsivo, scommesse, pornografie. Ha spiegato il pontefice parlando anche di decadimento sociale, di valori e di riferimenti positivi, invitando quindi le famiglie, le scuole, gli insegnanti a formare la coscienza, a sviluppare la vita interiore e instaurare rapporti positivi. E poi alla fine i tanti interventi, dicevamo, anche appunto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ricorda commosso la morte di un amichetto a 10 anni a causa della dipendenza del padre. E qui appunto la sua dichiarazione, il suo ricordo: la nostra battaglia deve essere per tutti quegli Andrea che non hanno avuto un futuro. E appunto dicevamo, l'apertura dei lavori è stata chiusa da un inaspettato intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha lanciato un appello corale e costante per affrontare la tragedia delle dipendenze, delle vite distrutte, della perversa presenza della criminalità organizzata. E qui la fotografia appunto di queste dipendenze con l'infografica, vedete soltanto sulla cannabis, sostanza psicoattiva più diffusa in Italia nel 2024, 77% delle segnalazioni per uso personale, 37% delle denunce per spaccio. E attenzione però quando si dice ma le droghe leggere non fanno male, alla fine sono tollerabili, 7% dei ricoveri associati al consumo di sostanze legate appunto alla cannabis. Vedete, a proposito poi della cocaina, si conferma una delle sostanze con il maggiore impatto sanitario e sociale in Italia, e quindi il 35% dei decessi accertati per intossicazione acuta letale, massimo storico. E poi a proposito invece dell'assistenza nei servizi per le dipendenze, l'88% è già stato in trattamento negli anni precedenti, e la sostanza primaria di trattamento, perché poi ovviamente possono convivere queste dipendenze, i soggetti magari che ne fanno uso appunto utilizzano sostanze diverse, per esempio il 59%, perciò si parla di sostanza primaria di trattamento. Vedete, 59% oppiacei, 56% eroina, ma un 23% di cocaina. Mantovano, non partiamo da zero, abbiamo 3 anni di lavoro alle spalle. E allora Natalia, me l'hai ricordato, piccola pausa, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale.
Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pier Vittorio di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora completiamo questa parte sulla verità di oggi, poi andiamo anche sul giornale e Libero. Vedete, andiamo a pagina per esempio 8, però 8 della verità, ma Natalia vedo che mi hai scritto che c'è una chiamata, vero? Allora la facciamo sentire. Pronto? Pronto? Sì, sì, sì. Sì, pronto, buongiorno. Sono il dottor Giampaolo Bernasconi da Palopio in provincia di Como. Ciao, buongiorno, grazie per la Buongiorno, chiamata. Dici buongiorno. pure. Senta, io volevo dire una cosa sugli ebrei, sull'antisemitismo. Al di là Sì. che io sono a favore dello Stato di Israele e della guerra contro Hamas, volevo dire che l'antisemitismo in Europa non c'è, nel senso che gli ebrei in Europa occidentale vivono benissimo, gente come David Parenzo della TV7 o Roger Abravanel oppure ancora Enrico Mentana della TV7 non sono perseguitati, mentre invece c'è della gente che ha dei grossi problemi, ad esempio quelli che sono nelle galere che si suicidano, quelli che muoiono sul lavoro, quelli che muoiono negli incidenti stradali, che sono tutti italiani, e compreso il sottoscritto che è un blogger e un youtuber che ha molti problemi politici per il blog e per il canale YouTube che ha. Grazie e buona continuazione. Grazie per l'intervento. Beh, purtroppo l'antisemitismo sta ritornando, lo dicevamo, anche per colpa di certo fanatismo islamico e anche per certe esagerazioni, no, propagandistiche dei Propal, perché giustamente tu hai fatto notare, ci sono cittadini italiani che hanno dei problemi, che hanno anche problemi gravi con la giustizia. Poi con il nostro ospite Matteo Mauri parleremo proprio del caso del debunking, per chi aveva denunciato, vi ricordate, la von der Leyen, cioè Fredrik Baldan. Ma questo antisemitismo sta riemergendo per colpa proprio del fanatismo islamico. Io mi limito qui, potremmo continuare, la questione è lunghissima, è molto complessa, perché poi a pagina oggi sul Corriere della Sera si fa riferimento proprio al 7 ottobre e si fa riferimento anche ai campi di sterminio, insomma a questo passato
di antisemitismo, della persecuzione ebraica durante la seconda guerra mondiale da parte del nazismo, sul Corriere della Sera di oggi. Ma c'è un'altra chiamata, allora la facciamo sentire, anzi ci scusiamo per l'attesa. Prego. Sì, pronto? Ciao Pier, sono Lucia da Ciao. Poliano. Ciao. Ciao, Allora, ben risentita. volevo, sentito prima, no, che parlavi di internet, quanto è Sì. dannoso se non si usa come si deve. E mi è venuto in mente quando tanti anni fa il nostro boss si diceva internet, l'internet era l'internet, parlava già di quanto avrebbe fatto male. Guarda, la Lega è sempre stata precursore di tante cose, ma l'hanno sempre contestata e abbattuta in tutti i modi. Questo davvero, guarda, mi fa un dispiacere. Comunque complimenti Pier. Ciao ciao, buona giornata. Grazie, ma complimenti sempre a voi per i vostri interventi, per le vostre riflessioni. Io faccio ammenda con voi, mi scuso perché avevo citato prima appunto pagina 17, non del Corriere, in realtà di Libero di oggi, vi ci porto e poi riprendiamo anche questo tema dell'uso di internet. Vedete, andiamo un attimo su Libero perché ormai il nostro tempo a disposizione che sempre fugge, che è inesorabile, lo diciamo sempre, che è veramente un treno ad altissima velocità. Allora vedete, intanto Libero di oggi sulle carte che smontano le bufale su Almastri e poi la vignetta con appunto un Landini, Babbo Natale che ci rifila un weekend lungo sì per chi sciopera, ma poi un weekend di problemi, no? E l'editoriale, l'analisi di Mario Secchi, gli stipendi d'oro ai funzionari rossi, ecco Banca Italia, perché questa relazione sul fatto che la manovra aiuterebbe soltanto i ceti ricchi e invece si fa notare, guardate che qua quelli che hanno le tasche piene, quelli che possono essere definiti i veri ricchi sono i funzionari di Banca Italia e poi chi intendete per i ricchi, è una manovra che sta aiutando il ceto medio e questo Giorgetti l'ha ribadito. Però appunto vi volevo segnalare questo parallelismo, appunto andiamo a pagina 17 di Libero e poi vi porto sul Corriere anche per la riflessione su internet. Vedete, nei campi di sterminio nazisti che hanno ispirato il 7 ottobre, questo parallelismo, da Auschwitz il pensiero corre all'antisemitismo contemporaneo, stiamo capendo che cosa accade oppure ci limitiamo a subirlo? Questo appunto il reportage di Dalia Gubay, terzo viaggio di Dalia Gubay, assessore alle scuole della comunità ebraica di Milano con la sua famiglia nell'orrore della Shoah. E però appunto Birkenau oggi non piove, in autobus festeggiamo ben 3 compleanni cantando tipiche canzoni ebraiche, andiamo nei luoghi della morte celebrando la vita. Ma il problema, dicevamo, è questa ondata di antisemitismo che ritorna in Europa, ma per colpa di certo estremismo islamico. E invece a proposito del Corriere, intanto mi scuso per l'attesa con un nostro ascoltatore perché c'è un'altra chiamata, la facciamo sentire, ma a proposito di internet, del mondo dell'informazione, la riflessione che ha affidato oggi al Corriere della Sera Leone XIV, etica e verità per un nuovo umanesimo proprio nell'era di internet, nell'era digitale. E allora vi ci porto a pagina 12-13, ma facciamo sentire la chiamata. Ovviamente mi scuso con il nostro ascoltatore per l'attesa. Prego. Nessun problema Pier Vittorio, ciao Marco da Mantova. Ciao Marco, ben risentito. Io l'ho detto anche nei giorni scorsi con Sammy Varin, noi stiamo subendo un'offensiva culturale. Allora, esatto. È vero che certa parte della sinistra ha sempre avuto in se stessa una forte componente di violenza, cioè non ci mettevano molto a menare le mani. Esatto. Solo che la stragrande maggioranza degli italiani o degli occidentali in generale ormai ha perso la parte violenta, cioè ci hanno sempre detto pace, pace, pace e porgi l'altra guancia, tant'è che oggi un po' per il benessere che ci hanno regalato nei decenni scorsi o appunto per forza a sempre di sentirci dire dobbiamo essere buoni, 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 tanti di noi non sono capaci nemmeno a difendersi se attaccati, ci terrorizziamo. Nello stesso tempo stanno sfruttando la violenza che è tipica delle popolazioni musulmane, perché da loro la religione è praticamente un libro di politica e quindi in nome della religione si uccide, si ammazza, si violenta, si chiude le donne in casa e tutto il resto. Quindi la forza oggi non ce l'hanno più gli occidentali tra se stessi nelle battaglie politiche, ma la sinistra sfrutta i musulmani.
perché nell'Islam è rimasto ancora come dogma la conquista dell'intero pianeta, mentre nel cristianesimo non si fa più ormai da secoli, con l'umanesimo, con l'illuminismo, eccetera, eccetera. L'uomo è diventato per noi, è l'uguaglianza. L'uguaglianza nell'Islam non esiste, perché nell'Islam ci sono la terra è divisa in 3 sezioni: la terra della guerra, la terra dell'armistizio, della tregua, e la terra della pace, cioè quella conquistata dall'Islam. Come ci sono 3 figure che sono considerate inferiori: gli schiavi, le donne e gli ebrei. Quindi loro hanno ancora questa componente qui. Chi viene qui poi viene sull'illato, come dire, l'Occidente ha avuto tutto, noi non abbiamo niente, e quindi la sinistra, per la conquista la vittoria del proletariato sul benessere e sui padroni, sfrutta l'Islam. E noi o ci ribelliamo, nel senso che cominciamo a far capire alla gente che non è più il momento di subire in silenzio, ma almeno di lottare pacificamente per far capire che non vogliamo essere sottomessi, oppure verremo sottomessi. Dobbiamo fare questa battaglia non contro gli islamici, e chiudo, ma contro l'Islam utilizzato come strumento politico di dominio dell'Europa e dell'Occidente. Ciao, grazie. Grazie, assolutamente da condividere e da sottoscrivere quello che tu ci hai detto, perché poi la sinistra utilizza questo Islam politico, ma siamo sicuri, o comunque abbiamo questo sospetto, questo terrore, timore, che poi alla lunga sarà l'Islam a utilizzare, a strumentalizzare la sinistra, ad essere lui egemonico, ad essere padrone. E giustamente tu hai detto, stiamo perdendo anche l'abitudine, o comunque la volontà, quella che dovrebbe essere la giusta abitudine a difenderci dalle aggressioni. Siamo sottomessi e alla fine stiamo perdendo anche questo nostro diritto, comunque non lo facciamo valere, il diritto proprio alla sopravvivenza. E di questo, e adesso poi chiudo questa parte di rassegna stampa, vi leggo solo questo di riferimento, perché credo che il nostro ospite è già arrivato, allora mi scuso intanto con lui prima di annunciarlo. Vedete, quel legittimo desiderio di sopravvivenza, realtà non percezione, pagina 10 di oggi del Tempo, il Tempo di Feltri, la sua riflessione di Vittorio Feltri per il Tempo. Finalmente entra in vigore la legge di Salvini: se ti aggrediscono in casa puoi reagire, e non è militarizzazione di una destra coatta. Sicurezza prima di tutto. Se non la offre lo Stato, ci pensa il cittadino. Dare l'altra guancia? Già fatto. 5 milioni di italiani hanno un'arma in casa e per il 52,2% è giusto sparare. Questo è quel riferimento a quello che ci dicevi, Mauro, sul fatto che noi dobbiamo resistere, certo pacificamente, a questa islamizzazione, non dobbiamo perdere questo nostro diritto, questa nostra volontà a difenderci, ma innanzitutto ci dobbiamo difendere anche dalla criminalità. Perché qui si tratta proprio di sopravvivere, è il nostro diritto all'esistenza che viene minato. E poi vedete qui invece il decreto sicurezza, il caso di una donna col pancione arrestata a Venezia, ma per la sinistra è sbagliato, borseggiatrice incinta resta in cella, Salvini grazie al decreto della Lega. E allora, a proposito di Lega, credo che ci abbia appunto già raggiunto, che sia già in studio, Matteo Mauri, già nostro ospite, segretario della Lega Giovani della Lombardia. Matteo, ci senti? Mi senti? Ti sento forte e chiaro, ciao. Grazie Matteo, grazie per essere di nuovo con noi. Scusaci ovviamente per questa attesa, perché avevamo detto 9:10 e poi sono stato lungo, ho risforato il tempo, mannaggia, avete visto oggi in rassegna stampa quanti argomenti, quanti articoli comunque da affrontare, e purtroppo poi alla fine non siamo nemmeno riusciti a finire tutto. E allora Matteo, prima domanda proprio sul caso della sicurezza. Manco a farla apposta siamo arrivati a questo tema, abbiamo appunto commentato tutte le novità normative, no? Questo altro successo e risultato della Lega, per cui adesso è possibile trattenere in arresto anche una donna che sia incinta, che abbia magari rubato, che abbia commesso questi reati contro il patrimonio, qui il caso della borseggiatrice, ma anche, no,
questo ingresso in vigore della legge, dicevamo prima, leggendo dall'articolo di Vittorio Feltri, la legge voluta da Matteo Salvini, per cui si può reagire in caso di aggressione in casa, e tu ti sei occupato recentemente anche di sicurezza e nello specifico però della misura dell'esercito nelle strade. Ieri per esempio sei intervenuto perché il ministro Crosetto di Fratelli d'Italia ha detto che probabilmente ci sarebbe bisogno di militari impegnati in missioni, impegnati nella difesa, insomma ha fatto intendere che questo progetto delle strade sicure, che aveva anche tanto contribuito alla prevenzione dei reati, potrebbe essere messo in stand-by, in sospeso, e tu giustamente hai detto no, è una misura importante, e recentemente eri anche intervenuto sulla proposta del sottosegretario leghista agli interni Nicola Molteni, che aveva detto per Cantù sarebbe utile, d'accordo proprio con lo stesso sindaco di Cantù, perché è una misura che deve essere a tutela della comunità di cittadini pacifici che vogliono lavorare, che vogliono vivere in pace, e quindi bando alle ciance di certa sinistra che grida subito alla militarizzazione del territorio. Sì, esatto, come dicevi te, nei giorni scorsi abbiamo letto di questa notizia del ministro della difesa, ricordiamolo, di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, che vorrebbe appunto eliminare i militari dalle strade, no? La famosa operazione Strade Sicure, che fu introdotta nel 2008 dal governo Berlusconi, che è stata fortemente portata avanti poi dalla Lega e da Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, e tuttora in vigore. Qualcuno vorrebbe toglierla. Secondo noi questo è sbagliato, perché sicuramente il fatto di avere dei militari, che è vero che non possono intervenire, ma che presiedono le nostre strade, le nostre piazze, le nostre zone sensibili per quanto riguarda la sicurezza, è qualcosa di importante, rappresenta un argine alla purtroppo continua microcriminalità che c'è, alla criminalità più in generale, rappresenta un deterrente per gli studenti, per i lavoratori nelle stazioni e nelle piazze, e andare a eliminare questa figura secondo noi è qualcosa che non è assolutamente pensabile. Questi soldati nel corso degli anni hanno controllato oltre 100.000 persone, identificato 100.000 persone, talvolta anche fermate, oltre a tutti quelli che chiaramente sono stati fermati per controlli ordinari. Però queste cifre ci fanno capire che è un dato importante, che è uno strumento che serve sul territorio, è uno strumento di sostegno anche per i nostri sindaci, per le nostre amministrazioni locali, che molto spesso si trovano a gestire in collaborazione agli altri comuni o alle province o appunto alla Polizia di Stato delle situazioni molto complesse, dove è difficile intervenire soltanto con gli strumenti che ha a disposizione un'amministrazione comunale, un sindaco, perché la criminalità anch'essa purtroppo si evolve, cerca dei nuovi metodi, eccetera, e quindi bisogna restare al passo dei tempi. Il fatto di avere dei militari in presenza rappresenta sicuramente un deterrente, per cui questa misura dal nostro punto di vista non va eliminata, ma eventualmente possiamo parlare di incrementarla, dato che la sicurezza è un problema che viviamo quotidianamente ormai, non soltanto nelle grandi città, ma anche nei piccoli medi centri rurali. Ne parlavo l'altro giorno con i ragazzi anche di Crema, di Cremona, situazioni magari meno complesse rispetto a quello che si potrebbe pensare a Milano, eppure anche lì hanno dei problemi legati a queste tematiche, non solo nelle città capoluoghi come Cremona, ma anche in piccoli centri. Per cui è un'insicurezza, una criminalità che si evolve, e noi dobbiamo essere pronti a combatterlo. Per quanto riguarda l'esempio di Cantù, invece, di cui parlavi prima, appunto Cantù è una cittadina in provincia di Como, la seconda città più grossa della provincia, conta circa 40.000 abitanti. Anche lì abbiamo visto purtroppo nel corso degli anni la crescita del fenomeno delle baby gang, della microcriminalità. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni proprio l'altro giorno ha dato disponibilità per portare anche in città, in questa città a Cantù, l'esercito, perché d'altra parte risponde a una richiesta concreta non soltanto dei giovani e delle persone che vogliono uscire, andare a lavorare senza rischiare di essere importunati, aggrediti o peggio, o dei ragazzi di vivere la movida, ma una richiesta che arriva anche dai commercianti, da coloro i quali esercitano delle attività commerciali in piazza, non soltanto in piazza,
che chiedono sicurezza, chiedono ordine, chiedono disciplina, chiedono semplicemente la possibilità di poter lavorare. È chiaro che, e io lo dico da qualche tempo, confrontandomi anche con i commercianti da cui mi è arrivato questo suggerimento, più queste baby gang prendono potere, più non rappresenta soltanto un fenomeno isolato, ma rappresenta una vera e propria conquista militarizzata, mi viene da dire, dal territorio, perché poi queste baby gang purtroppo prendono il controllo del territorio, a quel punto lì la gente per bene, i ragazzi per bene non frequentano più quei territori e le piazze, e poi man mano vanno ad infilarsi in quelle che sono le attività economiche. L'abbiamo visto l'abbiamo già visto in precedenza con altri esempi, questo è l'ennesimo esempio, credo che sia maturo parlarne anche di questo ormai. Esatto, perciò servirebbe l'esercito per le strade, questa misura delle strade sicure, proprio per la sicurezza per cui ricordiamo si impegna così tanto la Lega che ha voluto la norma per cui, no, lo stavamo dicendo prima, le mamme rom, le mamme borseggiatrici possono essere in carcere anche nel caso di furto. Io vi segnalo, andate a recuperarla poi con calma, a pagina 9 di oggi del giornale, proprio l'intervista al nostro sottosegretario leghista Andrea Ostellari, la mamma rom in carcere per furto, la gravidanza non è uno scudo penale, la nostra legge che funziona. E insomma, alla fine pensate al caso dei tanti turisti che vengono anche a Venezia, a Roma, nelle nostre città d'arte italiana, che vengono continuamente esposti a questi tentativi di borseggio. E poi sempre a pagina 9 lo stop invece del ministro Valditara, ministro appunto dell'istruzione e del merito, ai comizi in classe. Prima stavamo parlando, no, di certe categorie ideologizzate e lì un'egemonia gramsciana anche nella scuola. Ma vengo da te Matteo, perché c'hai raggiunto, vero, Matteo De Sio, l'altro Matteo. Matteo, mi senti? Buongiorno al nostro ospite, grazie per avermi qui Pier. Grazie Matteo, allora ti cedo la parola perché avevamo detto, no, che con Matteo Mauri avremmo parlato di giovani e territori, e a proposito di territori, vero, c'è un'iniziativa di Regione Lombardia che ovviamente merita di essere segnalata. Esatto, avevamo visto proprio sui social del nostro ospite questo concorso promosso dalla Regione Lombardia per promuovere l'identità lombarda, che secondo noi è veramente molto molto importante anche per quanto riguarda il discorso che tanto è caro alla sinistra, ma che in questo modo, promuovendo l'identità locale, promuovendo l'identità lombarda in questo caso, ovvero l'integrazione, può avvenire, perché se le persone che vengono qui non conoscono la nostra storia, non possono neanche integrarsi all'interno delle nostre comunità locali. Sì, esatto. Per concludere il discorso di prima, tra l'altro l'onorevole Zoffli, il nostro onorevole comasco della Lega Erbese, a dir la verità ha presentato anche una risoluzione sul tema delle strade sicure, giusto per dare concretezza e completezza delle notizie. Per quanto riguarda invece appunto il discorso promosso da Regione Lombardia, devo dire che sono molto contento, sono molto soddisfatto, perché questa è una battaglia storica che il nostro movimento giovanile, a partire dall'MGP, ha sempre cercato di portare avanti attraverso il movimento stesso, attraverso gli esponenti, e devo dire che finalmente settimana scorsa qualcosa si è concretizzato, perché appunto il nostro capogruppo brianzolo, l'Alessandro Corbetta, è stato primo firmatario di questa proposta che sostanzialmente prevede la possibilità di fare dei concorsi all'interno delle nostre scuole, quindi delle nostre scuole lombarde, delle nostre realtà, basando appunto il progetto su quelle che sono le nostre identità, quella che è la nostra storia, quelli che sono i nostri valori, e i migliori chiaramente saranno premiati, arriverà anche una remunerazione economica, quindi un incentivo importante secondo me per i giovani e giovanissimi, e diventa anche un modo per parlare a scuola di quelli che sono i nostri valori, di quella che è la nostra identità e di quella che è la nostra storia, perché ormai è un po' da boomer per alcuni parlare di queste cose, invece noi ci teniamo, stiamo vedendo
che, come dire, spiegare quelli che sono i nostri valori, le nostre idee riscuote anche successo nei giovani, e quindi sicuramente è un qualcosa di importante che seguiremo con molta attenzione. È importante sapere chi siamo, da dove veniamo e soprattutto dove stiamo andando, al di là di quello che è il credo politico che ognuno di noi può avere, e quindi che diciamo che in un momento in cui c'è la teoria del woke, la teoria del gender, c'è il politicamente corretto, eccetera, riesumare, diciamo così, partendo dai giovanissimi, quelli che sono i nostri valori, quella che è la nostra identità, insegnarla loro e promuoverla, sicuramente è qualcosa di concreto, di molto positivo, e che fa capire chi siamo e da dove stiamo andando, ecco. Assolutamente sì, quindi sempre a mente questo fatto per cui non si possono dimenticare, no, le nostre radici, la nostra identità. Tu giustamente facevi riferimento poi all'identità lombarda. Oggi a proposito di Lombardia, vi segnalo anche l'articolo a pagina 9 della Verità, adesso ve lo zoomo con questo titolo: Fontana sprint verso Milano Cortina, anomala condotta della procura, il governatore lombardo siamo pronti, a febbraio i turisti cresceranno del 50%, e anche poi Libero di oggi, no, a pagina 39 spiega che ci saranno 3 milioni di turisti per questi giochi, le Olimpiadi appunto che si terranno, Milano Cortina, quanto la Lega sia impegnata per tutto questo. Ma Matteo, a proposito di difesa dei territori, consapevolezza delle proprie radici, io volevo con te commentare questo fatto. Oggi se ne occupa sempre La Verità con Borgonovo a pagina 15, e cioè pensate, adesso ve lo apro da qui, di questa attivista francese che è stata arrestata per odio soltanto perché ha denunciato i bivacchi degli immigrati. Se ne occupa appunto, dicevo, Francesco Borgonovo, inquietante caso di censura. Ma insomma, veramente il bavaglio qui, Matteo, in Europa sta mietendo una strage. Poi lo stesso Borgonovo all'interno dell'articolo ricorda che in Gran Bretagna e Regno Unito ormai si può essere arrestati in the middle of the night, nel cuore della notte, magari per un post contro l'immigrazione, un post che magari richiami i crimini commessi dagli immigrati. Ma qui veramente una censura paurosa che ricorda quello che stavo richiamando prima, perché te ne eri occupato anche te, cioè del cosiddetto caso di debanking, cioè l'essere tagliati fuori dai conti correnti, dal sistema bancario, ed è quello che è successo proprio all'accusatore della von der Leyen nello scandalo Pfizergate, il caso Baldan. E tu giustamente, Matteo, hai fatto notare, ma non è possibile che ormai, cioè, la libertà di espressione debba essere colpita in questo modo e si voglia privare un soggetto della libertà economica se si schiera su certi temi in un determinato modo. Sì, certo, hai fatto bene a ricordarlo. Qualcuno diceva che le elezioni Trump le ha vinte perché gli americani erano stufi di questo politicamente corretto, di questo finto buonismo. Io questo non lo so, ma sicuramente è stato un dato importante, un dato determinante, ma non soltanto l'episodio che è successo appunto in Francia, di cui hai parlato poc'anzi, ma anche in Inghilterra, voglio ricordare, quindi non in Turchia o chissà dove, o in Russia, eccetera, ma in Inghilterra si arrestano tantissime persone, purtroppo. Se andate a vedere i dati per la libertà di espressione, ha dei dati clamorosi. Ognuno non è libero di pubblicare ciò che vuole e dire ciò che pensa sui social, perché rischia di trovarsi in casa la polizia, e questo non è Matrix, purtroppo è la triste realtà se andate a vedere i dati. Quindi questo politicamente corretto ha rotto le scatole, perché bisogna essere liberi, no? La Lega ha sempre mantenuto, secondo me, nel suo percorso storico, una coerenza di fondo su una parola, che è quella della libertà. La libertà che può essere declinata come la libertà dei popoli, la libertà di impresa, la libertà di pensiero, no? Di dire quindi ciò che si pensa senza aver timore di uno Stato formato Unione Sovietica che ti dice cosa dire, cosa pensare, cosa mangiare e come vestirti, no? Quindi questa è una battaglia sottile che magari non vedono tutti, ma che è fondamentale, perché mina quelle che sono le fondamenta della nostra democrazia e delle nostre democrazie
in Europa. Sul tema del banking, appunto, leggevo qualche articolo qualche giorno fa e mi sono detto: è assurdo pensare che in questo caso un ex lobbista che ha denunciato la von der Leyen gli vengano misteriosamente chiusi i conti, perché ovviamente non aveva solo un conto, beato lui, perché non è in linea con quelli che sono i principi della von der Leyen, dell'Unione Europea, del PPE, eccetera. Questo, cioè, ne parlano in pochi, ma sono questioni, sono fatti gravi questi, cioè non sono fatti banali, no? E non è neanche peraltro la prima volta che accade, cioè il fatto di dire io ti chiudo il conto se tu politicamente non la pensi come me, se tu non mi sostieni, se tu non sei schierato con me, secondo me è qualcosa di assurdo, è qualcosa degno della miglior dittatura comunista, non di uno Stato liberale o di un'unione liberale quale dovrebbe essere l'Europa. Quindi è un qualcosa che fa riflettere. Per questo ovviamente c'è la Lega, perché cerchiamo di batterci sempre, come dicevo io, per le libertà e per qualsiasi tipo di libertà esso sia. Chiaro, chiarissimo. Veramente il rischio è quello di un'Unione Sovietica con una repressione feroce, no, della libertà di espressione. 9:32, io credo, Natalia, che abbiamo quasi finito il nostro tempo. Allora a te Matteo De Sio, la conclusione, perché forse volevi rivolgere un'ultimissima domanda flash proprio sulle prossime iniziative della Lega Giovani Lombardia e di Matteo. Sì, volevamo chiedere ovviamente sia io che te Pier, se si continueranno queste iniziative proprio per promuovere la storia e l'identità lombarda, ma anche quelle locali, ma soprattutto per me, perché sono lombardo, vediamo la storia della Lombardia che è quasi stata demonizzata nel tempo, perché poco se ne parla anche nelle quindi se ci sono altre iniziative di questo tipo, Matteo ce lo può far sapere, perché sono veramente cose interessanti e la storia è l'unico modo per arginare questa cultura woke, questa cultura basata più sul sentimento che sui fatti reali. Quindi chiediamo al nostro ospite questo. Esatto, Matteo. Certo, fine mese abbiamo un direttivo regionale in programma, metteremo giù quella che è tutta la calendarizzazione dei prossimi eventi, anche col nostro tavolo identità che si occupa principalmente di queste questioni. Oggi organizzeremo proprio qui in Bellerio un evento dedicato agli enti locali, agli amministratori dell'oggi e del domani, quindi al nostro presente e al nostro futuro, per parlare di territorio, di amministrazione, che è quello che ci ha sempre contraddistinto. Faremo poi a gennaio un evento con l'assessore Guido Guidesi e degli imprenditori sul tema del lavoro, quindi le tematiche non mancano, le persone nemmeno, abbiamo tanti giovani che hanno voglia di fare, quindi vediamo di spingere come ci ha insegnato Bossi, Maroni e poi Salvini. Grazie Matteo, complimenti veramente sempre per questo impegno instancabile. Grazie a te Matteo, sempre per la partecipazione, grazie a Natalia per la pazienza, perché sono le 9:34. Grazie a tutti voi. Io prima di salutarvi veramente l'ultimissimo secondo vi segnalo, poi ci ritorneremo su questi due articoli, sulla giustizia, la commissione giudiziaria tra PM indagatore e giudicante nei processi tributari. Questo è un altro scandalo che va risolto alla luce poi di una riforma complessiva della giustizia. Scrive Angelo Lucarella, ma ci ritorneremo. E poi su Corrispondenza Romana del nostro Giuseppe Brienza, cioè una valutazione del bilancio presidenza Trump su vita e famiglia, tutte le iniziative pro-life. E allora grazie ancora per essere stati con noi e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete